Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, il sommario di oggi. Il governo vara la stretta contro l'emergenza sbarchi con due grandi novità sul sistema di accoglienza, almeno un centro di permanenza per i rimpatri non in regione e tempi più lunghi per trattenere i migranti entrati illegalmente nel nostro paese. Caos a Porto Empedocle, crescono i profughi che tentano di fuggire dalla struttura. Il sindaco parla di situazione insostenibile. I migranti per strada fanno paura. Arrivati a Catania 600 profughi. Ancora sbarchi, nel pomeriggio a Lampedusa torna ad essere sovraffollato l'hotspot. I migranti trasferiti con pullman della polizia e dell'esercito. Patente sospesa per chi telefona alla guida e stretta sugli autovelox. La patente potrà essere ritirata anche a vita. Ecco il nuovo codice della strada. Landini a Palermo. Se il governo non ci ascolta su riforma fiscale e lavoro, non escludo lo sciopero generale. Gela si è incatenato davanti al tribunale per essere reintegrato al lavoro. Il suo rifiuto di eseguire una disposizione aziendale è servito a evitare un pericoloso inquinamento. Calcio, il Catania fa festa con Di Carmine. La doppietta del bomber regala ai rossazzurri la prima vittoria in campionato 2-0 al Picerno. Dunque il governo ufficializza le norme per combattere l'emergenza sbarchi, centri di permanenza per i rimpatri non in regione e trattenimento dei migranti fino a 18 mesi. Luca Celiberti. Il governo vara la stretta contro l'emergenza sbarchi con due grandi novità che riguardano l'organizzazione del sistema di accoglienza in Italia. Al primo punto l'esistenza di almeno un centro di permanenza per i rimpatri in ogni regione, al secondo punto l'aumento del trattenimento dei migranti entrati illegalmente nel nostro paese fino a 18 mesi, ovvero il massimo consentito dalla normativa europea. Le nuove misure sono state discusse nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri, ma già anticipate dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la visita a Lampedusa con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ecco cosa cambia concretamente. I centri di permanenza per i rimpatri ospitano dei cittadini in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. Il trattenimento finora poteva essere disposto per un tempo massimo di 90 giorni, ma in casi particolari poteva essere prorogato per altri 30. Adesso si potrà arrivare fino a un totale di 180 giorni. Secondo quanto indicato sul sito del Viminale, i CPR sono attualmente 9, di cui 2 in Sicilia. Il percorso tracciato dal governo Meloni invece è quello di avere CPR in tutte le regioni. Naturalmente la priorità verrà data a quelle cosiddette di frontiera, perché sono quelle più esposte alla pressione migratoria. Le nuove strutture dovrebbero essere create in zone a bassa densità di popolazione, sfruttando edifici pubblici dismessi o in disuso, come per esempio le caserme. Si vuole però anche migliorare il sistema del riconoscimento anagrafico. Una delle maggiori preoccupazioni di Palazzo Chigi è legata all'autocertificazione della minore età, cosa che consente di poter usufruire dei vantaggi concessi ai minori e alle donne che fanno ingresso nel paese. E nonostante il caos dei trasferimenti, oggi a Catania sono arrivate 600 persone al porto. Il racconto di Lorena Dolci. Stanno tutti bene, conferma il comandante della nave. Nei loro volti provati si legge la gioia per la conquista di questa seconda tappa, per nulla scontata. Tanti altri sono rimasti invece bloccati a Lampedusa. La macchina dei trasferimenti, valvola indispensabile per alleggerire la pressione sull'isola, si è inceppata. Prima viaggi a Singhiozzo, poi il blocco deciso dalla prefettura di Agrigento. Un momentaneo stop agli spostamenti con il traghetto di linea dovuto al fatto che a Porto Empedocle è caos. In queste immagini vedete circa 1200 migranti bloccati dentro le tensostrutture allestite al molo, presidiati dalle forze dell'ordine. Un centro che doveva servire alla pre-identificazione, dove in realtà i migranti rimangono per giorni sotto il sole, senza giacigli. Chiedono acqua, cibo, ma è qui che volevano arrivare. Italia, vieni! Aggrappati alle sbarre della recinzione, non stupisce che tentino continuamente di fuggire. Almeno un centinaio sono riusciti a fare perdere le proprie tracce. Altri crollano esausti a terra cercando un rettangolo d'ombra. Tutti vorrebbero partire al più presto, ma non è così semplice. Dopo l'incidente stradale di venerdì a Roma, in cui sono morti 2 autisti del bus di linea che trasportava migranti, le ditte di autolinee private non danno piena disponibilità a mettersi in viaggio verso il nord Italia, cosa che esaspera gli animi, aggiungendo altra tensione al caos dovuto al sovraffollamento.
Intanto a Porto Empedocle è caos e il sindaco Calogero Martello parla di situazione insostenibile. I migranti per strada fanno paura, ha detto. Sentiamolo. La situazione è che rispetto a ieri è molto alleggerita perché sono andati via circa 300 migranti e oggi penso che andranno via questa sera altri 300 migranti. Il problema è che speriamo che non arrivino altri migranti da Lampedusa, perché il problema è che si svuota il centro ed immediatamente si riempie. Perché dobbiamo dircela tutta, non è che quando escono fuori dal centro hanno un atteggiamento aggressivo. È chiaro che la gente ha paura nel momento in cui vede gruppi di 6, 7, 8 migranti che girano per la città chiedendo acqua e da mangiare. È chiaro che questa condizione, questa situazione di una struttura che non è adeguata crea quelle situazioni di frizione che porta molti migranti a lasciare il centro, tenendo presente che non sono sottoposti a fermo di polizia, quindi possono entrare e uscire senza dover chiedere tra parentesi permesso. Quindi ieri si è verificato che circa 200 migranti sono usciti dal centro perché le temperature erano molto alte e intorno alle 2 si sono riversati nella città per andare in giro e trovare un po' di refrigerio. Questo è chiaro che determina un po' di paura nei confronti della cittadinanza, che comunque è stata solidale nel dare sia da mangiare che da bere, ma è chiaro che provoca anche apprensione nei commercianti che si vedono arrivare all'interno dei locali questi gruppi di migranti che chiedono da mangiare, e non penso che possa essere questa una situazione e una condizione di accoglienza. Ancora sbarchi nel pomeriggio a Lampedusa, l'hotspot conta circa 1000 ospiti, inizia a svuotarsi il centro di Porto Empedocle, i migranti sono stati trasferiti con i pullman della polizia e dell'esercito. Gli autobus privati hanno rinunciato al viaggio dopo l'incidente mortale nei pressi di Roma. Davide Sarto. Torna ad essere sovraffollato l'hotspot di Lampedusa, dove si contano circa 1000 migranti. La capienza della struttura è di circa 400 persone. I programmati trasferimenti di ieri sera per svuotare il centro sono infatti saltati perché l'area transito di Porto Empedocle è colma. Dal centro di Contrada Imbriacola continuano ad arrivare i migranti appena sbarcati sul molo Favarolo. Nel pomeriggio vi sono stati 2 approdi per complessivi 209 migranti. Entrambi natanti alla deriva sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. Sul primo, partito dalla Libia, c'erano 130 persone, sulla seconda barca, sempre in viaggio dalla Libia, erano in 79. I migranti arrivati a Lampedusa nel pomeriggio hanno salutato i numerosi bagnanti che si trovavano fra la spiaggia e il tratto di mare della Guiccia. Dalla mezzanotte sono dunque 6 gli sbarchi per un totale di 440 persone. Anche i nuovi arrivati sono stati condotti all'hotspot in attesa di essere trasferiti in altri centri di accoglienza della penisola. Al momento non è previsto nessuno spostamento nella mattinata di domani. L'obiettivo è svuotare del tutto il centro di Porto Empedocle, dove la tensostruttura è in sofferenza. I migranti protestano e fuggono per le vie del paese marinaro. Per alleggerire di presenze l'aria sono stati inviati 6 autobus delle forze dell'ordine per trasferire 300 persone, soprattutto donne, bambini e minori. I pullman privati non hanno più garantito la propria disponibilità dopo l'incidente mortale della scorsa settimana vicino Roma. Adesso a Porto Empedocle sono presenti circa 800 ospiti che presto lasceranno la struttura per far posto ad altri migranti. Gela, un 55enne, è stato accoltellato al collo e al torace con diversi colpi. L'uomo è ricoverato nell'ospedale Vittorio Emanuele, dove è stato trasportato in codice rosso. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. L'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite, indagano i carabinieri del reparto territoriale di Gela. Approvato il nuovo codice della strada, fino a 2.600 euro di multa per chi usa il cellulare alla guida, sanzioni più severe per chi supera i limiti di velocità e arriva anche l'ergastolo della patente, potrà essere quindi ritirata a vita. Adelaide Barbagallo. Basta cellulari alla guida, pugno duro su chi si mette al volante drogato o ubriaco e su chi supera i limiti di velocità, stretta anche per chi utilizza i monopattini. Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge del nuovo codice della strada, norme severe che potrebbero entrare in vigore già in autunno. Tra le novità è prevista la revoca a vita della patente nel caso vengano commessi reati gravissimi al volante, ad esempio per gli automobilisti pirata che fuggono dopo un incidente stradale.
In caso di condanna per aver guidato in stato di ebbrezza, obbligo di montare sull'auto l'alcol lock, il dispositivo che impedisce la messa in moto in caso di positività all'alcol. Inoltre i neopatentati hanno il divieto di guidare auto di grossa cilindrata prima che siano trascorsi 3 anni dal conseguimento della patente. Se un minorenne viene scoperto alla guida senza patente e ubriaco o drogato, dovrà aspettare fino ai 24 anni di età per guidare un'auto. Multe più salate per tutti i trasgressori, oltre 1.000 euro per chi supera i limiti di velocità e fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida. Sono previste poi nuove norme sui monopattini, con l'obbligo di casco, targa e assicurazione. Quelli in sharing non potranno funzionare al di fuori delle aree consentite. Severe sanzioni per la sosta selvaggia, per la guida in contromano e su strade extraurbane particolarmente trafficate e pericolose. Paura questa mattina a Palermo per un incendio divampato nel centro Padre Colbe in Corso dei Mille. Un uomo è rimasto ustionato. Le fiamme sono partite da alcune sterpaie, come vediamo da queste immagini. L'uomo è ustionato. Un palermitano di 78 anni ha riportato gravi ferite. I vigili del fuoco lo hanno trovato riverso nel terreno. Pare stesse facendo pulizia delle sterpaie nella zona e le fiamme lo hanno travolto. Ha riportato bruciature in tutte e due le gambe, le sue condizioni sono gravi. Il segretario generale della CGIL Landini a Palermo in vista della manifestazione nazionale del 9 ottobre a Roma non ha usato mezzi termini nell'anticipare nuove possibili manifestazioni sindacali. Se il governo, ha detto, non dovesse ascoltarci su riforma fiscale e lavoro, non escludono lo sciopero generale. Vediamo. I giovani fuggono dalla Sicilia, così come i migranti arrivano sull'isola ma poi vogliono andare via in altri paesi per le poche opportunità di lavoro che trovano qui. Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini chiama a raccolta a Palermo gli iscritti. Basta precariato, sia una giusta riforma fiscale, no all'autonomia differenziata e a tagli sulla sanità. E se il governo non ascolterà il sindacato su riforma fiscale e lavoro, non esclude lo sciopero generale. Landini anticipa infatti che la CGIL proporrà alle altre organizzazioni sindacali di mobilitarsi e di arrivare a forme di sciopero. Landini si è soffermato sulla fuga dei giovani dalla Sicilia, 190.000 quelli che sono andati via per cercare lavoro altrove. Se andiamo a vedere i numeri, sono di più i giovani italiani che se ne stanno andando all'estero che gli stranieri che vengono nel nostro paese, che poi tra l'altro passano dal nostro paese per andare da altre parti, generalmente non per fermarsi da noi, viste le condizioni gravi sostanzialmente che ci sono. E in più stiamo invecchiando, si sta invecchiando, io credo che questo sia un altro tema, cioè se si vuole fare ripartire, come si dice, le nascite, valorizzare i giovani, bisogna che i giovani abbiano la possibilità di essere pagati, di fare un lavoro dignitoso e di poter utilizzare la loro intelligenza per far crescere questo paese, cosa che non sta avvenendo. Basta dunque precarietà e leggi che Landini definisce balorde. Il segretario della CGIL tuona anche su fisco e pensioni. Il governo Meloni, conclude, punisce i poveri e non fa nulla per combattere l'evasione fiscale, solo incontri che finora non sono serviti a nulla. Si è incatenato davanti al tribunale di Gela per essere reintegrato al lavoro. È stato licenziato 3 anni fa per non aver rispettato un ordine dei superiori. Ma una sentenza ha stabilito che il suo rifiuto è servito a evitare un pericoloso inquinamento. GR Italia. Io ho fatto sempre il mio dovere, sempre. Purtroppo mi minacciavano di buttare gasolio in mare e io mi sono rifiutato. E per questo mi è arrivato il licenziamento. Si è presentato questa mattina davanti a Palazzo di Giustizia con un piccolo bidone con dentro della benzina, si è legato una catena al collo e ha iniziato la sua protesta silenziosa. Salvatore, comandatore capobarca del servizio guardiafuochi della società Archimede che si occupa della sicurezza del Porto Isola Eni, chiede che venga rispettata la sentenza che lo reintegra nell'azienda dalla quale è stato licenziato 3 anni fa. I fatti risalgono al 2020, quando l'Archimede licenziò comandatore perché è ritenuto responsabile di non aver rispettato un ordine impartito dai 2 capiturno. Il capobarca si sarebbe rifiutato di aspirare e mettere in appositi bidoni l'acqua della sentina della motobarca Liberante. Comandatore disse no e denunciò l'illegittimità del licenziamento. Nel corso della raccolta delle prove venne così valutata la mancanza delle condizioni di sicurezza, nonché l'assenza dei necessari dispositivi di protezione individuale, ma soprattutto che Comandatore si sarebbe rifiutato di versare in mare l'acqua di sentina contaminata da gasolio per evitare un pesante inquinamento.
Il tribunale gli diede ragione, disponendo il risarcimento dei danni e la reintegra, ma oggi nulla si è mosso e per questo il capobarca oggi ha scelto di protestare platealmente. Io sono qua stamattina per far rispettare questa sentenza, ma purtroppo il mio datore di lavoro non ne vuole sentire. Io ho avvisato che è di competenza. Oggi che cosa chiedi qui davanti al tribunale? Il reintegro immediato. Sul posto la polizia e i carabinieri, oltre che l'associazione antiracket che dall'inizio segue la vicenda del lavoratore. L'azienda nel frattempo rimanda al mittente le accuse del capobarca e attende la nuova udienza che si celebrerà a metà ottobre. Catania Sporca, le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp ci portano oggi a Piazza Lanza, sempre più nell'abbandono con rifiuti ovunque e verde che si limita solo alle erbacce e alle foglie che ricoprono strade e marciapiede. Tonino De Mana. Da un lato quel che resta di un cestino dei rifiuti, dall'altro i rifiuti che traboccano dal cestino. Scene di ordinario degrado che a Catania sono ormai consuetudine e poco importa se si parla di centro o di periferia. Le immagini che vedete sono state girate a Piazza Lanza, esattamente davanti al carcere, dove non si arresta il decadimento di una zona che da anni è abbandonata a se stessa. E sono tanti i messaggi dei nostri telespettatori che si rivolgono al numero di WhatsApp 342 74 55005 per cercare di risollevare le sorti del quartiere. In Piazza Lanza arbusti al posto del verde e rifiuti ovunque. Occorre intervenire al più presto e i cittadini, se vogliamo bene la nostra Catania, denunciamo. Un messaggio rivolto alla gente e anche alle istituzioni, perché cambiano le amministrazioni comunali ma non cambia l'aspetto della piazza, sempre più desolata e sporca. Da queste parti il verde è rappresentato dalle erbacce di aiuole incolte, dalle foglie che ricoprono ogni cosa, persino le strisce blu, e dagli alberi i cui rami arrivano sui balconi delle abitazioni come in via Salvatore Paola. Tra cartacce, vetro e plastica c'è anche un pneumatico in bella vista che un passante è lesto ad indicarci. Ci vuole una forma di educazione dalla base oppure un poliziotto per ogni persona. C'è la gente che usa passare con i cani, ovviamente lasciano le feci normalmente, nessuno le raccoglie, poi anche raccogliendole non sanno dove buttarle perché non ci sono i cestini. Foglie disseminate ovunque che in caso di pioggia rischiano di provocare anche rovinose cadute. Il pericolo maggiore è proprio questo, specialmente gli anziani, ma anche anch'io, perché non sono neanche tanto giovane, riesco, però poi ci sono buchi e cose varie. La Catania ormai è diventata proprio uno schifo completamente. Continuate a segnalare storie di ordinario degrado. Insieme potremo dare un contributo per rendere Catania più vivibile e soprattutto più pulita. E parliamo di sport. A 16 anni, ma già è un potenziale campioncino del tennis italiano. Si chiama Federico Cinà, è di Palermo e ha raggiunto la semifinale degli US Open Junior. Conta di arrivare nel club dei primi 10 tennisti di casa nostra. Marco Gullà. Un nuovo capitolo di quella che ha tutti i contorni di una favola. Federico Cinà, giovane tennista palermitano tornato da una grande esperienza agli US Open Junior, prosegue il suo grande percorso di crescita. Il palermitano è andato vicinissimo al raggiungimento della finale, ma può comunque sorridere per un'esperienza pazzesca. Giocare uno slam junior e arrivare in semifinale è segnale che il percorso per diventare un campione è quello giusto. Il passante vincente di Cinà, la vittoria più importante della giovane carriera dell'azzurro. L'esperienza di stare in tribuna sicuramente mi è servita, però stare in campo è ovviamente molto più bello, è un'esperienza indimenticabile e spero di farne tante altre. Federico, chiamato da tutti pallino, si allena al Country Time Club di Palermo sotto lo sguardo attento del papà, che è anche il suo coach, un lavoro di sinergia. Ad oggi riusciamo bene a scindere le due cose, allenamento al country e casa papà è un altro discorso, perciò fino ad oggi ti posso dire che è meraviglioso. È il primo passo e spero ce ne saranno tanti altri. E se devo continuare a lavorare bene come sto facendo e i risultati arriveranno. Cinà ha un sogno nel cassetto, scopriamo quale. Quest'anno vorrei chiudere top 10 per poi avere 10 credo wild card challenger, quindi iniziare da lì. Una pausa, torniamo tra poco.
TG Sicilia, adesso il calcio, vittoria del Catania sul Picerno, 2-0 davanti a più di 17.000 spettatori. La doppietta di Di Carmine vale i 3 punti. Giovedì i rossazzurri di nuovo in campo a Monopoli. Marco Carli. Il Catania fa quello che serviva, vincere. Partita vivace con il Picerno, squadra di valore, ben guidata. I talenti rossazzurri da Chiricò a Di Carmine hanno avuto la meglio. È ovvio che vincere fa sempre piacere, dobbiamo magari imparare a gestire il risultato, il vantaggio. Nel senso che dopo il vantaggio abbiamo un po' smesso di provare a giocare, abbiamo usato le ripartenze, comunque abbiamo giocatori, come avete visto, di una certa qualità, che meno male che li alleno io e che li abbiamo noi. I rossazzurri cominciano forte con un buon ritmo, ma il primo vero pericolo un po' casuale lo crea il Picerno. Poi passa il Catania, grande giocata di Chiricò per Di Carmine che fa vedere di essere un attaccante di categoria superiore. Movimento giusto, stop e tiro, 1-0. Il gol sblocca definitivamente gli etnei che però rischiano nel secondo tempo. A inizio ripresa entra Emanuele Esposito e i lucani tornano a dare fastidio. Qui arriva la parata decisiva di Livieri su Murano, bravissimo il portiere. Poi entrano Buà, buono il suo impatto, e Ladinetti che fa meglio della gara con il Crotone. 3 minuti di fuoco per il Catania con Marsura protagonista, con Di Carmine che colpisce una traversa e poi di nuovo la premiata ditta come per la prima rete. Chiricò serve Di Carmine che segna ancora. Per me il gol, come sempre detto, è tutto, è una linfa che mi dà voglia anche spinta di far meglio. Ringrazio i miei compagni perché oggi mi hanno messo in condizione di fare quello che so fare. Nel finale il Picerno prova ad accorciare ma non riesce. Adesso Monopoli, dove ci sarà un nuovo centrocampista. Marco Palermo Rescisso è andato alla Lamezia. Si guarda al futuro e al progetto da portare avanti. Che sono venuto qui con grande voglia, con grande spirito e poi devo ripagare la gente per l'affetto che mi sta dimostrando. E per stasera ci fermiamo, grazie per l'attenzione e buona serata.